Don Giuseppe Sarto da Riese, Treviso, ovvero Papa San Pio X, è stato il primo pontefice dell'età contemporanea proveniente da una famiglia del ceto contadino e popolare. Fu Papa per 11 anni, dall'agosto 1903 al 20 agosto 1914, giorno della sua morte. Durante il conclave implorò i confratelli cardinali di non votarlo, poi accettò. Per lo storico Giampaolo Romanato, Pio X e Papa Francesco hanno molti tratti comuni. Non solo le umili origini e una carriera ecclesiastica fuori dalla curia romana, anche il comportamento. La semplicità, la modestia, la vita personale quasi monastica, il rifiuto della pompa ecclesiastica, la palese diffidenza di entrambi per l'apparato curiale romano, la capacità di entrambi di la reciprocità nei confronti del pubblico, la capacità quindi di avvicinare il pubblico in forma assolutamente semplice. Un papa dal lungo tirocinio parrocchiale, Pio X, seminarista a Padova, cappellano a Tombolo, parroco di Salzano, funzionario di curia a Treviso e poi vescovo di Mantova in decenni di sfruttamento dei contadini, come lo erano i suoi familiari e i suoi paesani. Anche per questo Giuseppe Sarto da pontefice coltivò l'aspetto sociale del cattolicesimo. E quindi l'attenzione agli umili, l'attenzione ai poveri, la necessità di venire incontro con la fondazione di iniziative di carattere sociale, cooperative, casse rurali, latterie, forme di associazionismo, insomma, di carattere contadino ha fatto parte della sua formazione. Va aggiunto che ci teneva a tenere il più possibile il clero lontano dalla pratica del denaro. Aveva 68 anni quando venne eletto papa e, come lo era stato da parroco, fu un pontefice instancabile. La riforma della curia romana, il varo del codice di diritto canonico e poi le riforme che riguardarono maggiormente la vita dei fedeli, come il catechismo, la riforma liturgica, l'abbassamento dell'età minima per accedere alla comunione, il rendere l'Eucaristia una pratica frequente, cosa che non era fino al suo pontificato.